26 sulle maglie della Virtus Castenaso del CSI Bologna, che esulta sotto canestro anche per il titolo Juniores grazie al quintetto Sport Insieme. Sui campi verdi del calcio a 5, gioia incontenibile per i salesiani lucani della PSG Don Bosco Domenicolo Russo di Potenza, campioni nazionali allievi. Nei juniores vincono i siciliani del Via Grande Acireale, a nord il terzo titolo del calcio a 5, quello dei ragazzi ottenuto al Villa Park dai giovani della Marca Futsal Treviso. Da Pesaro saliamo lungo l'Adriatico in Romagna, precisamente a Cesenatico. Dalle reti e dalle retine dei canestri passiamo invece alle reti divisorie del volley. Dai quintetti ai sestetti. Chi avrà vinto i titoli del CSI nella pallavolo lo scopriamo subito assieme. Il litorale romagnolo ha ospitato le finali dei campionati nazionali di pallavolo del CSI, appuntamento realizzato con il sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Quasi 2000 persone con un totale di circa 1500 atleti in gara nei vari sport di ambo i sessi. Nelle allieve la finale ha premiato le giovani del Corlo Modena 2-7-0 contro la Accademia di Pallavolo Valle Camonica. Nel girone unico tricolore della categoria allievi la PGS Fides Modena contro gli etnei della Gupe Volley Catania si è aggiudicata il titolo. Ancora a segno Modena nei juniores con la Spezzanese campione e il Volley Sassuolo secondo. Nella stessa categoria juniores, in campo femminile, incoronate reginette le ragazze trentine del Lakes Levico Caldonazzo Volley, vittoriose 2-0 sulle bresciane del Real Volley. E rimaniamo ancora nella pallavolo, ma semplificata e solo per donne, ma che dico, solo per mamme. Si chiama infatti Mamanet, è uno sport sociale dedicato alle mamme sportive, coloro che vogliono cioè tornare a giocare ma senza gli eccessi dell'agonismo e riscoprendosi in forma, cariche di energia, valorizzando se stesse. Vediamo insieme. Molto di più di una semplice competizione sportiva. È stato un momento storico per una disciplina in continua crescita, capace di coinvolgere tantissime donne accomunate dalla voglia di fare sport, stare insieme e condividere emozioni autentiche. La solita rete ed i sestetti della pallavolo, c'è però anche il classico terzo tempo cestistico da apprezzare. 12 squadre da tutta Italia, dal Salento alla capitale, 140 circa le donne e mamme che si sono affrontate nelle bollenti palestre di Cesenatico per aggiudicarsi il titolo di campionesse nazionali. In campo non solo agonismo e voglia di vincere, ma anche tanti sorrisi, rispetto, fair play e tanta voglia di costruire una comunità in cui la donna possa tornare a valorizzare il proprio posto, non solo nella società ma anche nello sport. È stata la squadra delle Giannet di Forlì ad aggiudicarsi la prima edizione del campionato in arancio-blu, dimostrando grinta e spirito di squadra. Al secondo posto le romane dell'Icaro, terzo e quarto posto a Forlimpopoli con le Pink Ladies terze e le Mamasitas quarte. Il cammino è appena iniziato, ma una certezza già c'è. Il Mamanet ha trovato nel CSI una casa e il CSI ha trovato nel Mamanet una disciplina capace di trasmettere entusiasmo, valori e una straordinaria voglia di stare insieme in nome dello sport. E il 1° luglio si è concluso un altro campionato nazionale di pallavolo. In campo, sempre a Cesenatico, c'erano i sestetti delle categorie Under 13, ragazze e ragazzi. Sempre Cesenatico, sempre profumo di scudetto all'Eurocamp quartier generale delle finali CSI dei campionati nazionali di volley, appuntamento realizzato col sostegno della regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna e Sport Valley. Dal 27 giugno turnover sotto rete, negli stessi impianti pallavolistici in scena sono entrati i sestetti qualificatisi alle finali Under 13, ragazze e ragazzi. Oltre 600 atlete ed atleti
schierati in rappresentanza di 49 squadre di 12 regioni CSine. 10 squadre finaliste nel 6 contro 6 Under 13, torneo in cui la finale del Palapip ha sorriso al tie break alle Volley Castelvetro 2-1 opposte alle Lariane della Polisportiva Sant'Agata Como. Vince un altro titolo Trento nella pallavolo CSI. Il sestetto della ATA Trento Volley vince al tie break contro la PGS Jolly Castagnole di Alba. Nella categoria ragazzi misto 6 partite giocate e 6 vinte per la Mape Volley Catania. A punteggio pieno in campo maschile dopo 6 gare tra andata e ritorno il percorso reggiano della Volleyball San Martino, che si cuce addosso lo scudetto ragazzi perdendo un solo set, convincendo in ogni gara sia negli schemi che nei fondamentali di attacco e difesa. E dai primi di luglio la rete della pallavolo ha passato poi il testimone a quelle del calcio. Vediamo ora i primi gol scudetto del calcio a 5 e nel calcio ad 11. Tifo, bandiere e colori anche a Cesenatico. Non saranno i mondiali di calcio, ma è la stessa carica emotiva umana prodotta in Romagna dal pallone CSI che a Cesenatico ha assegnato 6 scudetti, 3 nel calcio ad 11 e 3 nel calcio a 7 per le squadre delle categorie ragazzi, allievi e juniores. 41 squadre finaliste, 17 nel calcio ad 11 e 24 nel calcio a 7. A spilare le bandiere di 10 regioni con predominanza lombarda e piemontese. Gli scudetti del calcio a 7 sono andati tutti a Milano, quello allievi ai Diavoli Rossi, quello juniores alla ASD Ganna e quello ragazzi alla Fenice. Nel calcio ad 11 vince ancora Milano nei juniores con lo scudetto cucito sulle maglie della Sams, mentre fa doppietta il CSI Caserta con le formazioni della Macerata Campania Academy, che conquistano sia il titolo allievi sia quello ragazzi. Riconoscimenti al miglior portiere, il capocannoniere, il miglior giocatore, il fair play ed il player of the match come nella Serie A Anylive. La Lega Calcio Serie A ha infatti collaborato col CSI nell'organizzazione delle finali nazionali ragazzi, fornendo alle squadre le divise da gioco, palloni e fasce da capitano, tutte a sostegno della campagna antidiscriminazioni Keep Racism Out. Vince e convince sempre più nel CSI lo sport integrato, quello vissuto e giocato insieme, dove le diversità e le evidenti differenze anziché divisive divengono occasione di collaborazione e di inclusione. Anche per le attività nel mese di luglio è tempo di scudetti. Shark Enjoy e gli amici di Emmy e Chiara Del Dosso bissano la vittoria a scudetto nei campionati nazionali delle attività paralimpiche. Le due formazioni cremonesi hanno difeso sempre in Emilia-Romagna il titolo conquistato giusto un anno fa a Castellarano, rispettivamente nella pallacanestro e nella pallavolo integrata. Oltre al basket e al volley, il CSI ha assegnato negli sport di squadra anche il titolo del calcio a 5 integrato, dove il successo è andato ai vicecampioni in carica, ossia il quintetto reggiano della San Martinese davanti a Calcico Sarnico e Canarini 1912. Il movimento paralimpico del CSI ha coinvolto in questo epilogo di stagione 13 squadre in Romagna e circa 200 persone, sommando ai 156 atleti una cinquantina di accompagnatori. Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più attive nel campo dell'attività sportiva per atleti con disabilità. La premiazione finale è stata un momento intenso di partecipazione e condivisione tra tutti i partecipanti. La logica CSI è quella di sempre, mai soli. Insieme lo sport diventa fattore di normalizzazione e di sperimentazione in una uguaglianza che non sta nei risultati ma nell'esperienza comune della festa e della gioia di vivere. E restiamo ancora legati e collegati al tricolore, ma andiamo sui pedali e corriamo in Abruzzo, dove ai piedi della Maiella si è svolto il campionato nazionale ciclistico CSI di Mediofondo Strada. Lo
l'ottavo traguardo tricolore per il ciclismo del CSI ha regalato in Alto Abruzzo emozioni, spettacolo e momenti di autentica partecipazione, riunendo sulle strade abruzzesi tanti appassionati delle due ruote. Il campionato nazionale mediofondo CSI 80 km di discese e salite all'interno del Parco Nazionale della Maiella ha visto correre oltre un centinaio di ciclisti, incoronando sul podio 12 campioni nella specialità. Il più veloce di giornata è stato il 38enne sannita Davide Messina, tra i 4 protagonisti della fuga giusta di giornata. Il portacolori della ASD Messina 1925 di Benevento ha vinto il titolo CSI nella categoria M2. Dietro di lui il campione dei Master 1 Mirko Zanni, anche lui campano del CSI Sessa Urunca in maglia Momo Bikers. Terzo crono domenicale il tempo registrato da un abruzzese Mirko Collina della Colonnella Pescara. Oh che bel castello! E sì, ci sta tutto il ritornello, stavolta guardate che spettacolo e le gare di droni in volo sui cieli umbri di Città di Castello. 3 pollici e open, queste le categorie del drone racing che hanno animato sabato 27 e domenica 28 giugno a Città di Castello la tappa umbra del campionato nazionale CSI. Visori, cuffie e le abili manovre dei droni che si sfidano in una corsa di velocità tra evoluzioni all'ultimo respiro. Lo stadio Bernicchi ha visto cimentarsi i migliori piloti associativi in diverse heat. Riflessi fulminei, traiettorie spettacolari, qualche inevitabile crash e il power energetico ad accompagnare i piloti nel pomeriggio umbro tra la curiosità dei tanti presenti. Davvero suggestiva al tramonto della giornata l'ultima appendice della gara, disputatasi in notturna con le varie porte illuminate a LED. Eliche e visori a riposo adesso fino al weekend del 18-19 luglio, quando vicino a Fano a Monteporzio ci sarà la finale nazionale con l'assegnazione dei titoli sul circuito disegnato dal DRF Val Cesaro. E adesso rinfreschiamoci un po' tuffandoci nel bellissimo Mar Ligure, si nuota in acque aperte. Cuffia e boetta pronta per centinaia di nuotatori. Si è svolta a metà giugno a Bergeggi una delle manifestazioni natatorie più importanti del calendario italiano. A Imponente, l'evento in acque libere organizzato da Stile Libero ASD con il patrocinio ed il contributo del Centro Sportivo Italiano, dell'area marina protetta di Bergeggi e di Avis Vado Ligure. Da sempre la manifestazione offre diverse possibilità di partecipazione, pensate per coinvolgere il maggior numero di atleti, indipendentemente dall'età, dall'esperienza e dalle capacità tecniche, accomunati dalla passione per il nuoto in mare aperto e dalla possibilità di gareggiare in totale sicurezza. Più di 300 i partecipanti, provenienti anche da alcuni paesi europei, una sessantina quelli impegnati nella tappa del campionato CSI. In gara a Imponente 2026 anche una quindicina di atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Una manifestazione che ha avuto anche un ottimo riscontro di pubblico in un contesto naturale e splendido davanti all'isola di Bergeggi. Dalla Liguria alla Toscana poca strada. Tanta ne ha fatta invece la Coppa della Pace. Vediamo insieme nel prossimo servizio. Lo sport come linguaggio universale di pace, inclusione e comunità. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano e lo Spazio Reale di Campi Bisenzio hanno ospitato a giugno le finali regionali di calcio a 5 e di pallavolo Coppa della Pace. L'iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Le Scintille di Maria ODV insieme al CSI Toscana. Nel calcio ha vinto la squadra di San Piero a Sieve, mentre nel volley il successo è andato alle Barbagianni della Diocesi di Volterra. Ora le due squadre vincitrici si prepareranno per la trasferta a Meggiugori per l'evento finale in programma dal 30 luglio al 2 agosto.
E come sempre sul finale di puntata ci sono gli appuntamenti del mese, ce n'è uno particolarmente importante perché lo sappiamo bene, il gioco in estate si trasforma e si svolge nei centri estivi, si avvicina un'estate di sport e inclusione per migliaia di ragazzi, voucher per le famiglie più in difficoltà. Di nuovo Fondazione Conad ETS e Centro Sportivo Italiano rilanciano il torneo nazionale estivo degli oratori. E anche noi di Stadium TV siamo tutti in gioco, collegati ora con la direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri. Ciao Cristina, come stai anzitutto? Ed è tutto pronto anche quest'anno? Ciao Felice, innanzitutto un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. È un piacere tornare anche quest'anno a commentare questa nostra iniziativa che è partita con grande entusiasmo come tutti gli anni e che siamo orgogliosi come Fondazione Conad ETS di sostenere insieme al Centro Sportivo Italiano. Ecco, nello specifico si tratta appunto di tanto gioco, passione, amore e attenzione soprattutto ai più piccoli, dagli istruttori ai parroci, dagli educatori agli animatori, un approccio allo sport soprattutto come veicolo di cambiamento positivo. Assolutamente, è un'iniziativa che mette in rete anche quest'anno ben 64 oratori su tutto il territorio nazionale, coinvolge 9.000 bambini in attività di gioco e 2.000 bambini che non hanno disponibilità economiche potranno accedere a questi giochi grazie al sostegno di Fondazione Conad ETS. In ogni oratorio faremo tutta una serie di attività appunto grazie al personale del Centro Sportivo Italiano che intratterrà i bambini in tanti tipi di iniziative sportive diverse. Ogni oratorio maturerà un punteggio e poi i 5 oratori che avranno raggiunto il punteggio più alto disputeranno delle finali interne che porteranno alla premiazione di 20 bambini per ogni oratorio che riceveranno ciascuno di loro una tessera prepagata da 50 euro per fare la spesa nei negozi Conad dei loro territori. I 5 diciamo, oratori in cui si svolgeranno le finali quest'anno sono Genova, Cremona, Padova, Ascoli Piceno e Cava dei Tirreni. Quindi ancora una volta rappresentata molto bene tutta l'Italia, tutto il territorio nazionale e soprattutto penso un'occasione preziosa per animare le giornate in oratorio in un modo simpatico e inclusivo, perché sottolineo questi giochi coinvolgono tutti, coinvolgono anche chi ha delle fragilità, che possono essere fragilità economiche e quindi li aiutiamo pagando appunto la quota di iscrizione a questi giochi, sia chi ha per esempio disabilità fisiche, perché sono previsti anche dei giochi inclusivi che possono tranquillamente fare anche i ragazzini e le ragazzine con diverse abilità. Cristina, bellissimi luoghi dove ci sarà ovviamente anche Stadium TV, ci saremo per documentare tutto e far vivere appunto anche ai nostri ascoltatori questa esperienza. Saremo nelle 5 finali, ma ricordiamo appunto sono 4 edizioni e con il CSI ormai c'è un'affinità valoriale molto forte, no? Siamo un po' compagni di squadra, non si vuole lasciare indietro nessuno, anche qui in ambito sportivo si crede fortemente nelle persone oltre le cose. Esatto, noi abbiamo pensato a questo progetto insieme e ci siamo rivolti subito per svilupparlo al Centro Sportivo Italiano proprio per l'affinità valoriale che dicevi, perché comunque organizza delle attività sportive che impiegano lo sport non in chiave competitiva, ma in chiave valoriale, cioè lo sport come strumento di inclusione, sport come palestra di allenamento e di sviluppo di valori positivi e quindi questo ci piaceva tantissimo e poi il fatto che questa filosofia mette appunto al centro le persone, quindi la loro specificità,
i loro bisogni, le loro esigenze e non solo la competizione fine a se stessa. E salutando Maria Cristina Alfieri, ringraziando lei in particolare, ma tutta la Fondazione Conad ETS per il contributo alle famiglie e a tutto lo sport estivo. Seguiremo ovviamente da vicino tutte le tappe di Tutti in Gioco, andiamo a vedere a fine puntata cosa c'è in cartellone nel luglio del CSI. Ecco i prossimi appuntamenti con i campionati nazionali. Dal 9 al 12 luglio la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5, a 7 e a 11 e di pallacanestro riservato alle categorie Open e Top Junior si svolgerà nel territorio del Monferrato piemontese e nello specifico nelle città di Asti, Canelli e Nizza Monferrato. Cava dei Tirreni attende il grande volley dilettantistico nazionale, il CSI Cavese, sabato 4 luglio presso la sala conferenze del complesso monumentale di San Giovanni ha presentato ufficialmente le finali dei campionati nazionali Top Junior Open di pallavolo in programma sul territorio metelliano dal 9 al 12 luglio. Il 12 luglio all'Aquila si terrà la cicloturistica alle pendici del Gran Sasso, valida come campionato nazionale di escursionismo MTB CSI. L'organizzazione è a cura del comitato CSI di L'Aquila in collaborazione con la ASD Sport and Events. L'itinerario prevede partenza e arrivo presso il campo da rugby di Paganica. Domenica 19 luglio in terra Ciociara, altre maglie tricolori ciclistiche CSI in palio. A Serrone, in provincia di Frosinone, si terrà la cronoscalata Serrone, valida come campionato nazionale cronoscalata CSI. L'organizzazione è a cura della ASD Ciclistica Ciociara, percorsi lunghezza 8 km e 11 km con pendenza media dell'8%. La corsa in montagna eleggerà i campioni CSI 2026 in Friuli a Tarvisio. La prova individuale si svolgerà il 18 luglio con partenza e arrivo presso la telecabina del Monte Lussari e tutte le categorie in gara. Domenica 19 luglio 2026 si correranno le spettacolari staffette delle regioni, composte da 5 concorrenti che assegneranno i titoli nazionali giovanili ed assoluti. E ovunque voi siate, al mare, in montagna o anche in città, l'appuntamento con Stadium TV e lo sport del CSI è fra 15 giorni sempre su questi schermi. Non mancate, perché lo sport del CSI, ricordate, non va mai in vacanza. Ciao, vi aspetto! Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. 4 passi il nostro programma, l'avete visto settimana dopo settimana, che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Siamo qui sempre con Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che ci porta alla scoperta appunto di questi luoghi che molto spesso sono
dei veri e propri scrigni che noi andiamo ad aprire e a così curiosare. Ecco, dove andremo in questa puntata, Silvia? Buonasera a tutti. Allora, noi andremo a Sant'Augusta, che è uno dei luoghi, insomma, comunque conosciuti, frequentati, ma proprio per questo lo abbiamo indagato, lo abbiamo analizzato bene e lo abbiamo sezionato in modo da dare valore ad ogni aspetto di questo luogo e a tanti aspetti, certo non a tutti, della sua lunghissima storia. Un luogo caro ai vittoriesi, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma con questo tipo di prodotti video, quindi con questi piccoli documentari, vogliamo far sì che queste bellezze vadano anche al di fuori dei confini, ovviamente, del territorio vittoriese. La storia di questi video dedicati a Sant'Augusta è una storia che parte da lontano. Sì, ormai parecchi anni fa c'è stato l'intervento qui a Vittorio Veneto di TV2000 per fare proprio un servizio su Sant'Augusta. Primo attore di questo contatto con TV2000 è stato il nostro compianto Gianni Carminati, custode di Sant'Augusta, ma non solo, anche una persona che pur non giovane era sempre aperto, sempre attento a quelle che potevano essere delle modalità nuove per conoscere questo luogo e per far conoscere questo luogo. Quindi TV2000 è stato davvero un momento importante. La ribalta nazionale. La ribalta nazionale, senza nulla togliere alla tenda TV. Poi Gianni Carminati ha cercato disperatamente di ottenere quel filmato, quel video che avevamo fatto per poterlo trasmettere anche in ambito locale, ma le cose sono risultate molto difficili. E allora lui non si è sicuramente scoraggiato e allora ci ha proposto di fare un video praticamente uguale, anzi più lungo. Lui voleva un documentario che durasse davvero più di un'ora e mezza. L'abbiamo un po' convinto il fatto che, insomma, a livello di comunicazione bisognava forse essere un po' più sintetici ed è stato fatto questo video. Ma poi non ci siamo fermati e soprattutto Gianni non si è fermato ed è nata l'occasione, proprio in occasione, scusate, il bisticcio dei lavori PNRR che hanno permesso il recupero del portico di Sant'Augusta e di una porzione di affreschi all'interno della cappella di Sant'Augusta, si è pensato di fare una cartina curata appunto da Bags for Dream per animarla, renderla animata attraverso dei video. I video sono diventati 23, quindi è un'analisi molto completa della salita, della discesa, della storia di Sant'Augusta, della storia del luogo e anche di quello che da lì, insomma, geologicamente il paesaggio ci racconta. C'è stata poi un'introduzione molto importante, un coinvolgimento davvero importante da parte del Lions vittoriese, che si è subito reso disponibile per ampliare questo progetto, nel senso di proporre la traduzione in inglese non di tutti i 23 video, ma di buona parte di essi, di quelli più importanti, e diciamo è stata una traduzione volta proprio ai turisti, no? Selezionando le cose che una persona che non è di questo luogo, che viene da lontano, che parla un'altra lingua, in cui potesse essere coinvolto, quindi proprio diretta ai turisti, perché sappiamo sono tantissimi i visitatori del nostro territorio e tantissimi anche coloro che salgono a Sant'Augusta perché conoscono questo luogo, perché attira, perché è un simbolo un po' di Serravalle e del territorio. Quindi possiamo dire, vi porteremo a braccetto, ci sarà l'ascesa appunto del monte e quindi vi porteremo lungo il percorso fino ad arrivare al santuario. E poi, Silvia, ci sarà la spiegazione ovviamente di che cosa c'è all'interno del santuario.
Certo, la storia del santuario, anche l'aspetto proprio del restauro che ha portato a comprendere meglio il senso del portichetto, un portichetto che non è antico ma sicuramente sorge sul sedime di un segno invece di un elemento simile molto più antico, perché noi sappiamo che l'attuale orientamento della chiesa, no, che ci fa entrare alla fine della lunga e anche faticosa scalinata, no, l'ultimo tratto, entriamo in chiesa e abbiamo sulla destra la cappella di Sant'Augusta, dove c'è la tomba di Sant'Augusta, di cui analizziamo appunto il paliotto e anche il dossale, la tomba stessa, ma in realtà quella era il presbiterio dell'antica chiesa, che quindi era orientata a 90 gradi rispetto alla precedente, e l'ingresso avveniva presso un portichetto sotto il quale ad esempio c'è un pozzo molto antico e l'acqua era assolutamente un elemento importante per i pellegrini che arrivavano lì, quindi sicuramente aveva una centralità, e questo è un altro elemento che ci racconta, anzi questo orientamento diverso, questa apertura della chiesa diciamo sul lato sinistro rispetto all'attuale, alla posizione centrale dell'ingresso attuale, dovrebbe essere probabilmente rivalorizzata proprio per questioni anche di salubrità e conservazione del luogo e dei suoi affreschi quattrocenteschi. Ovviamente anticipiamo già ai nostri telespettatori che ci sarà anche un'ulteriore puntata in cui andremo a vedere un po' il contesto in cui si inserisce ovviamente il santuario di Sant'Augusta, e quindi con l'inserimento anche parlo della chiesa di Santa Giustina e di altri luoghi del sacro che stanno attorno, giusto Silvia? Sì, abbiamo in qualche modo creato proprio pensando ai turisti, a tutti i visitatori, turisti non intendo solo turisti stranieri o da lontano, ma anche un turismo di prossimità che è così importante. C'è un percorso in salita molto importante, il Sacromonte, che ci permette di raggiungere il santuario, ma poi c'è anche una discesa diciamo sul lato nord verso Santa Giustina, dove incontriamo anche la chiesa di San Vincenzo Ferrer, dove incontriamo anche la chiesa un'altra piccola chiesetta poco sopra Santa Giustina, e la chiesa di Santa Giustina, proprio a chiudere un cerchio, un percorso, tenendo conto che non è una nostra invenzione, ma prima della costruzione della grande scalinata di Sant'Augusta della metà del 1600, la strada preferenziale per salire a Sant'Augusta partiva proprio dall'antico monastero di Santa Giustina, quindi è una ripresa e una riqualificazione dal punto di vista storico anche del percorso verso nord, diciamo. Questo però sarà appunto la prossima puntata, quindi vi abbiamo già anticipato anche la prossima puntata. In questo caso il grazie, l'abbiamo già detto, va a Gianni Carminati, e poi insieme a te chi ci sarà nei video? Ecco, nei video sono divisi tra me e Cristina Falsarella, con cui abbiamo condiviso questo progetto fin dall'inizio e tanti altri progetti di questo tipo, e ovviamente il restauro del portichetto e tutto il progetto PNRR è stato seguito dall'architetto Susanna Maset, il restauro dei paramenti murari, ma il restauro anche dell'affresco all'interno della cappella di Sant'Augusta curato da Emanuele Aruggio, la parrocchia che si è fatta, la parrocchia in questo caso di Serravalle, che si è fatta capofila di tutto un progetto, e non dimentichiamo l'intervento del Lions vittoriese, in particolare in quel momento dobbiamo un grazie a colui che era il presidente, quindi a Giovanni Barbantini. Poi questo progetto è stato portato avanti dai suoi successori con continuo impegno. Adesso la salita verrà sistemata e verranno ricollocati gli elementi che ci permettono anche di inquadrare direttamente durante la salita gli elementi, in modo da avere i video a disposizione mentre saliamo. In tempo reale. Mentre si cammina. In modo da poter ripassare anche appunto la storia di Sant'Augusta. Grazie Silvia, procediamo e quindi lasciamo spazio alle immagini. 4 passi al santuario di Sant'Augusta a Serravalle di Vittorio Veneto.
La chiesa di Santa Maria Nova sorge nel centro di Serravalle, ma ha un diretto legame anche con il santuario di Sant'Augusta. Sulla balza del Marcantone, dove nel V secolo visse Sant'Augusta, venne costruito un santuario e nel 1600 questo fu collegato attraverso una strada, un percorso acciottolato, contrassegnato anche dalla presenza di 7 cappelle. 7 luoghi di culto che ricordano le 7 chiese di Roma e il primo è proprio la chiesa di Santa Maria Nova, che ricorda la basilica romana di Santa Maria Maggiore. L'attuale edificio venne eretto a partire dal 1775 e completato nel 1779 su progetto dell'architetto friulano Domenico Schiavi. A lui spettano ad esempio le chiese di Tolmezzo e più vicino a noi